Switch up. Venerdì 24 giugno eravamo nel Parco Sculture di Vergnacco, in provincia di Udine. È stata una serata dedicata alla moda e alla creatività, con gli abiti di Tiziano Picogna. Ve lo ricordate? È lo stilista che ha fondato l'Academy of Design in Sri Lanka. Assieme ai suoi vestiti, ad abbellire le già bellissime modelle della Be Nice, c'erano i gioielli del laboratorio Orafo Fucina Longobardo Mazzola. E come potevano mancare le telecamere di Miss Polini Channel? Spazio alle immagini. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Stasera sono qui a presentare la mia sfilata, le ultime creazioni dell'anno 2011, che non sono né estive né invernali. Prendono un po' un gusto dagli anni 50, vogliono far sognare la donna e la vogliono far vivere una favola che va oltre il tempo e oltre la fantasia. Gli abiti sono tutti fatti in tessuti preziosi, alcuni damascati che riprendono appunto questi anni passati. I tagli sono comunque molto attuali, corti, freschi, giovani, per una clientela viva e vivace. Vi invito a guardare la sfilata e a gustarvela. Here, right now, right 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 here, right now.
cloud, and I just can't get enough. E anche la numero 11 è andata. È stata una puntata ricca di moda, bellezza e tanto divertimento. Vi do appuntamento il prossimo venerdì con un servizio dedicato al party organizzato dalla B-Nice al Caffè Audace, dove erano presenti tutte le miss ed i mister iscritti fino ad ora. Inoltre scopriremo insieme tutti i ragazzi e le ragazze che si iscriveranno domani al sesto casting di Miss e Mister Topolini. Ciao da Carlotta! Chi? Io! Ci vediamo venerdì prossimo alle 21, sempre su Miss Topolini. Barbra Streisand. Barbra Streisand.